Un'intensa perturbazione si è abbattuta in mattinata sulla nota località balneare veneta di Bibione. Forti piogge e vento della durata di mezz'ora hanno totalmente allagato le strade, in quanto alcuni tombini non sono riusciti a reggere il forte acquazzone, mettendo così in crisi l'impianto fognario della città, allagati alcuni scantinati e anche il comando della polizia locale. Il sistema fognario evidentemente non è stato in grado di ricevere tutta la quantità d'acqua che è venuta giù e alcune strade si sono allagate, qualche scantinato si è allagato. Per fortuna le richieste di intervento che sono pervenute attraverso la polizia locale sono limitate, parliamo di meno di 10 interventi. Gli scantinati allagati che abbiamo verificato hanno una quantità d'acqua assolutamente come dire, risolvibile da parte dei diretti interessati, tant'è che le pompe che abbiamo noi non sono in grado di pescare così poca acqua. La stessa delegazione comunale ha risentito insomma, di un leggerissimo allagamento nella parte degli scantinati, parliamo anche in questo caso di 4-5 centimetri di acqua. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro, i volontari della protezione civile, oltre che la polizia locale in coordinamento degli interventi. Via Baseleghe è andata completamente sott'acqua, le situazioni più critiche sono state riscontrate in via delle Costellazioni, Lido del Sole e via Maia. Anche Lignano Sabbiadoro ha risentito del violento nubifragio che ha mandato completamente in tilt la viabilità.